ecco, come non detto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il mio primo motovlog, sto andando al Bacio Fidanze. Vi dico subito, anzi mi scuso subito se sarà un po' impanciato e sbaglierò qualcosa, ma è il mio primo motovlog, quindi portate pazienza. Ho visto diverse moto oggi, anche se è mercoledì. Passiamo da Fosse. Ho usato il navigatore perché mi segna che forse una strada è chiusa, quindi vado dove mi segna lui la strada. Ehi là! Oggi giornata stupenda, giù in pianura c'erano 16 gradi mentre qui 11, ma comunque mi sono attrezzato a venire su con questi gradi, in questa temperatura. È la mia prima volta, la mia prima esperienza in montagna con multistrada, anche perché l'ho preso a novembre e ho fatto un po' di chilometri lì in zona, in pianura da me. No, mi fa passare, grazie. Oggi giornata veramente stupenda. Sto usando il microfono che avevo usato per registrare i suoni quando avevo ancora la Z. Speriamo che nel video si senta bene, semmai ne prenderò uno adatto. Questa multistrada ha davvero dei passi fenomenali che rispetto alla Z750, perché devo paragonare alla moto che avevo, insomma, e questa va davvero forte ai passi. Ancora 34 minuti e ci siamo circa. Volevo ancora una volta ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti per i primi video che ho portato sul canale, perché non mi aspettavano una cosa del genere, insomma. Sono davvero contento che vi piacciono. Il mio canale è nato ancora un paio di anni fa, che quando avevo la Z volevo fare un po' di video con la moto, insomma, e il drone. Poi siccome l'ho venduta, ho fatto un anno senza moto, non ho più usato, insomma, quel canale. Adesso con la nuova moto volevo iniziare alla grande il canale, portando questi motovlog, dei passi che farò o dei viaggi. Spero che vi piaceranno. Cercherò di pubblicare un video ogni 2 settimane, perché non so quanto tempo ho a disposizione per fare i viaggi e pubblicare il tutto, anche perché ci vuole tempo per unire le clip e fare il video, ecco. Parlando ancora della moto, l'ho acquistata, insomma, 2 mesi fa, come vi dicevo prima. Aveva 6.800 km, è del 2018, 950, non la versione S.
è equipaggiata con il baulotto posteriore, quelli laterali, cavalletto centrale. Ho messo il wow, paesaggio. Ho messo il paramotore della Givi, i paramani della Buckbuster. Se non avete visto ancora questi video ve li linko qui sopra. Qui mi segnava percorso chiuso, ma mi sembra che non lo sia. Perfetto. Ecco, come non detto. Avevo proprio sperato che il passaggio fosse aperto, invece niente, è chiuso fino a maggio mi sembra, eccetto autorizzati, quindi mi farò un giro a caso in questa zona comunque bellissima. E niente, se ci sono aggiornamenti vi dico, tanto mi godo il panorama. Ci vediamo dopo. Bene ragazzi, dopo aver fatto benzina, trovato un incidente e un casino da cani, posso concludere qui il video. Mettete un mi piace, attivate la campanella e seguitemi, iscrivetevi, fate quello che volete insomma. E noi ci vediamo al prossimo motovlog. Ciao ragazzi!